Noi stiamo sistemando il sentiere direttissima del Monte Altare. C'è molto da fare, quindi ci teniamo in allenamento anche per questo. In 2 giorni sono stati coinvolti più di 1200 volontari della Protezione Civile dell'ANA di tutto il Triveneto, in 24 cantieri formativi ed addestrativi di tutte le specialità di primo intervento. Un'esercitazione generale in grado di dare un'anticipazione della grande adunata triveneta del centenario che si celebrerà quest'anno nella città della Vittoria. La cerimonia è iniziata con l'alzabandiera e l'inno nazionale e con l'emozionante visione dei 10 tricolori issarsi nei pennoni a simboleggiare i 10 comuni coinvolti nelle attività di addestramento e di formazione del personale della Protezione Civile dell'ANA. Avevamo un'aspettativa stimata di 900 volontari. Siamo arrivati a 1200, ne siamo fieri e siamo contenti. Ci sono stati alcuni campi, alcuni cantieri, soprattutto sulla formazione, perché noi ne abbiamo bisogno anche della formazione, devo dire eccellenti i subacquei, eccellenti i cinofili, gli alpinisti e l'idrogeologica, davvero bravi tutti. Per essere pronti a rispondere nei casi di emergenza, e devo dire con grande soddisfazione che questo è il nostro segno, lo abbiamo dimostrato negli eventi precedenti, io credo che saremo sempre pronti, ecco, perché per fare un servizio agli altri bisogna essere preparati. Le penne nere dopo la cerimonia dell'alzabandiera hanno sfilato lungo il percorso che 100 anni fa fecero i soldati che entrarono in città dopo la battaglia del Piave. La sezione vittoriese si prepara ad una adunata in grande stile.